Bene, eccoci qua mister, finalmente tutto è andato liscio, primo tempo un paio di occasioni per parte, ma poi il Portogruaro ha preso la via maestra, diciamo. Sì, oggi abbiamo fatto una buona partita, è chiaro che noi sapevamo di affrontare un'ottima squadra che ha fatto un grande campionato, è chiaro che le motivazioni probabilmente oggi ce ne avevamo un po' più noi di loro e questo magari ha fatto la differenza. Sicuramente oggi noi ci tenevamo a far bene per dare una soddisfazione al nostro pubblico che ci segue sempre con grande entusiasmo, anche oggi insomma, ci ha sempre aiutato e volevamo fare bene, fare una bella gara e siamo riusciti a farla, abbiamo fatto 3 gol, abbiamo avuto tante altre occasioni, abbiamo rischiato qualcosina all'inizio, poi abbiamo preso in mano la partita, secondo me l'abbiamo vinta meritatamente. Ripeto, questo è un altro passettino per stare bene, per mettere ancora altri 3 punti e per continuare e finire il campionato nella maniera giusta per rispettare i programmi che la società si era presa. Sì, allora bella giornata, bella partita, bel gioco, ma anche e soprattutto bella classifica. Abbiamo sorpassato i punti dell'anno scorso, siamo a quota 39, perciò obiettivo societario ampiamente raggiunto. Tutto quello che viene adesso sicuramente non diciamo che è in più, ma insomma ci fa stare tranquilli. Una partita in casa, ma lei con che spirito pensa che i giocatori andranno sulle prossime? Appagati? Ma no, noi diciamo stiamo bene, anche oggi ha giocato Bonassuti che in realtà non ha giocato, secondo me ha fatto una grande partita in mezzo al campo, ho fatto giocare i 2 ragazzini sugli esterni, hanno fatto molto bene tutti e 2, sicché tutta la rosa è a posto, Daneluzzi ha fatto un'ottima gara in mezzo al campo, Bomber ha fatto 2 gol, Polis molto bene, Caracciolo bene, Buriola, Marcuz, tutti hanno fatto bene, vuol dire che i ragazzi stanno bene e in queste 3 partite avranno tutti la possibilità di dare il loro contributo come lo hanno dato anche nell'arco dell'anno. Grazie mister. Grazie a te.